Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Nell'inizio settimana fino a martedì abbiamo assistito alla formazione di temporali grandinigeni sulle pedemontane e sulle prealpi venete, ma con l'instabilità che interverrà maggiormente tra giovedì e venerdì notte per il flusso di correnti fredde instabili e perturbazione che agirà poi domenica al centro-sud, portando un netto calo delle temperature e stabilità al nord. Temperature che si manterranno leggermente sotto la media su gran parte d'Italia, con instabilità relegata più al centro-sud, ma a seguire, come notiamo da questa grafica, rimonterà l'anticiclone azzorriano con l'allontanamento della perturbazione al centro-sud per l'arrivo dell'anticiclone azzorriano. Temperature che si manterranno in media col periodo, se non leggermente sotto la media sul versante adriatico fino a domenica. Come notiamo da questa grafica, la profonda saccatura in questione nella giornata di venerdì si andrà a situare sulle regioni adriatiche, portando un netto calo delle temperature non solo al nord ma anche al centro-sud. Infatti la saccatura andrà a spostarsi sui Balcani, portando un netto peggioramento delle condizioni meteo sul versante adriatico, poi sui rilievi dell'Appennino con qualche nevicata attorno ai 1400 e i 1600 metri, con successivo spostamento dei fenomeni verso est. Ma attenzione, perché flussi umidi atlantici riusciranno a coinvolgere nuovamente nella giornata di domenica il versante tirrenico e la Sardegna, portando delle precipitazioni soprattutto sul basso Tirreno e la Campania, dove qui potranno formarsi dei locali temporali e rovesci anche intensi, seppur in rapido esaurimento, perché anche questi viaggeranno verso est. Infatti ecco poi da lunedì la rimonta anticiclonica prevista, con tempo in prevalenza stabile su gran parte d'Italia, il ritorno però delle nebbie sulla Val Padana, inversioni termiche e temperature massime anche fino ai 16 gradi su gran parte dei settori del nord Italia e sulle pianure interne del centro, con quindi la comparsa di nebbie e quindi tempo che si manterrà stabile fino alla giornata di mercoledì. Come notiamo invece i flussi atlantici rimarranno situati a nord, molto a nord dell'Europa, mantenendo quindi ben saldo questo anticiclone azzorriano, ma attenzione perché poi potrebbe affluire aria più fredda a partire dalla giornata di giovedì e venerdì. Tuttavia una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Per maggiori dettagli vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti meteo.